particolarmente importante, soprattutto in questo momento, è quello che affrontiamo nel prossimo incontro, la salute che verrà. Noi mai come in questi ultimi mesi, in queste settimane, abbiamo pensato alla nostra salute così in maniera larga, collettiva, e abbiamo chiesto a anzi a tre esperti particolarmente vicini a questi temi che stiamo vivendo, di raccontarci o di proporre una loro visione di quello che sarà la salute nel prossimo futuro. E in particolare ne parleremo con Daniela Paolotti, che è epidemiologa e lavora alla Fondazione ISI e ha creato un sito che si chiama InfluWeb, con Paolo Vineis, che è epidemiologo sociale che insegna all'Imperial College di Londra, e con Agnese Collino, che è supervisore scientifico della Fondazione Veronesi, che ringrazio molto perché ci presta la sua mediazione di grande comunicatrice della scienza. Grazie mille Vittorio, grazie a tutti, soprattutto a National Geographic per questo festival veramente bello e importante, perché ci consente di portare avanti quella che è, diciamo, la comunicazione della scienza, la divulgazione anche in altri modi, visto che ovviamente il momento non consente, ahimè, di fare ancora grossi eventi dal vivo, e dal momento che però comunque è sempre più importante parlare di scienza oggi più che mai, e lo vediamo tutti, direi che è abbastanza chiaro ed evidente, in particolare di salute, ed è importante soprattutto parlare della salute presente per ovvi motivi, perché ci stiamo tutti interrogando sul come saranno i prossimi mesi e le prossime settimane, se ci stiamo muovendo nella giusta direzione o meno, e soprattutto che cosa sarà necessario fare nel futuro a breve, medio e lungo termine per evitare di ricadere in situazioni simili e essere più preparati. E oggi parleremo proprio di questo grazie a due grandissimi esperti. Io sono veramente contenta di essere qui a poter chiacchierare con loro. Abbiamo il professor Paolo Vineis, che è professore di epidemiologia ambientale all'Imperial College di Londra ed è responsabile anche dell'unità di epidemiologia molecolare ed esposomica all'Italian Institute of Genomic Medicine, l'IGM di Torino. E tra l'altro recentemente è stato anche nominato responsabile dell'area di supporto alla pianificazione strategica dell'unità di crisi della regione Piemonte. Buonasera professor Vineis. Abbiamo con noi anche la professoressa Daniela Paolotti, che è Research Leader alla Fondazione ISI, dove si occupa anche lei di epidemiologia delle malattie infettive, ma con un focus specifico sull'epidemiologia digitale. Quindi vedremo un pochino di che cosa si tratta, ed è anche coordinatrice di InfluenzaNet, che è un progetto molto interessante di partecipazione volontaria per il monitoraggio dell'influenza, e vedremo un pochino diciamo come questo progetto può essere importante anche e soprattutto in queste settimane, in questi mesi diciamo dedicati, ahimè, al coronavirus. Io inizierei con il professor Vineis, che tra l'altro proprio in queste settimane ha diciamo, fatto uscire una nuova edizione del suo libro Salute senza confini per Codice Editore, nuova edizione rivista e aggiornata con nuovi contenuti dedicati al coronavirus, ma anche al cambiamento climatico che, ahimè, purtroppo sta passando un po' in seconda, diciamo, istanza in questo periodo di emergenza di salute, ma è comunque una grande emergenza anche di salute, peraltro. E in questo libro, appunto, si parla di salute globale. E si parla di salute globale in maniera, diciamo, un po' meno diciamo immediata, nel senso che questa definizione potrebbe trarre in inganno. Quindi chiedo al professore di spiegarci un po' che cosa si intende per salute globale e di raccontarci un po' come sta questa salute globale al momento, che cosa sta succedendo, se questa salute globale è come dovrebbe essere o che cosa potrebbe essere implementato. Sì, il termine salute globale è entrato negli ultimi anni, sono state create anche cattedre universitarie, è qualcosa di molto di più della salute internazionale. Deriva dalla constatazione che le nostre malattie, salute, dipendono da circostanze ambientali molto ampie. Ne abbiamo visto adesso con Covid, con il cambiamento climatico, e purtroppo lo
vedremo ancora di più informatico. Lo stato di salute e le malattie dipendono da eventi al di là dei confini nazionali. Noi epidemiologi che la data dalle prossimali, cioè vicine all'individuo, distali, lontane dall'individuo. Per molti anni si è incentrata sulle molecole, quindi caratteristiche intrinseche all'individuo. Adesso abbiamo scoperto con una certa l'importanza dell'ambiente e dei cambiamenti ambientali. Questa è una constatazione piuttosto ovvia, la necessità di passare da un'attenzione prossimale a un'attenzione distale. E abbiamo anche scoperto quanto sono importanti gli aspetti della malattia. Lo stesso è un evento naturale, perché deriva dall'incontro tra dei pipistrelli, forse un pangolino e la specie umana, ma è un grande evento sociale, perché è stato sentito dai internazionali dalla risposta e grandi masse di persone si spostano. Epidemie o pandemie sono state consentite in passato anche dall'azione e dalle rapide mutazioni. Forse abbiamo perso un attimo il collegamento con il professor Vines, mi sa che c'è qualche problema di collegamento, anche di audio. Mi sente? Adesso sì. Mi sente adesso? Mi spiace, ma temo di avere una linea debole. Non so dove siamo arrivati. Stavo dicendo comunque che l'epidemia è anche un evento sociale. Per esempio, in modo piuttosto chiaro, che il ragione del virus e anche la letalità sociali. Quindi in modo possiamo pensare all'Covid come un evento sociale. Mi sentite? Facciamo ancora un po' fatica, per cui continuate a se sentirmi? vuole facciamo un attimo un passaggio con Daniela in modo che lei magari se vuole provare a spostarsi di posizione, vedere se riesce a trovare un punto in cui si prenda meglio, perché la sentiamo in maniera molto frammentata. Sì. Grazie. Allora, intanto che il professore, diciamo, prova a trovare un modo per migliorare il collegamento, io chiederei a Daniela Paolotti innanzitutto di raccontarci un po' che cosa si intende per epidemiologia digitale, perché i nostri due ospiti di oggi fanno entrambi, diciamo, un lavoro collegato all'epidemiologia, ovviamente, ma l'epidemiologia non è sempre uguale a se stessa, ci sono tante, diciamo, sottomodalità per fare epidemiologia, e l'epidemiologia digitale ha molto a che fare con la salute che verrà, perché ovviamente le nuove tecnologie sempre di più aiuteranno le discipline classiche, diciamo, della medicina e della scienza. Quindi chiedo un attimo un pochino di cosa si tratta. Assolutamente, innanzitutto grazie per l'invito a partecipare a questa fantastica giornata. Dunque, l'epidemiologia digitale è la sorella giovane dell'epidemiologia moderna, che comunque affonda le sue origini a qualche centinaio di anni fa con le investigazioni per le epidemie di colera nella Londra del 1850 da parte di John Snow, che con un lavoro certosino da investigatore andava di casa in casa a interrogare le persone per avere più informazioni sui casi osservati di colera. L'epidemiologia quindi è una scienza che è nata basandosi su dati rilevati dalla popolazione e dallo stato di salute della popolazione. L'epidemiologia digitale fa la stessa cosa usando sorgenti di dati non tradizionali e tipicamente non generate da, se vogliamo, autorità sanitarie. Quindi non stiamo parlando dei casi di influenza riportati dai medici sentinella ogni settimana nel bollettino dell'influenza stagionale, ma piuttosto tutte quelle informazioni che si riescono a estrapolare dalle tracce digitali che le persone generano interagendo con piattaforme digitali come per esempio il motore di ricerca di Google oppure Twitter, e tipicamente si cerca di estrarre informazioni da persone che non si rivolgono al medico. Io magari sono un adulto sano che ho dei sintomi influenzali, non vado dal medico, ma piuttosto cerco
su Google i sintomi che mi stanno affliggendo, oppure scrivo su Twitter oggi mi sento veramente male, ho una febbre tremenda. Quindi l'idea è che l'epidemiologia digitale si in qualche modo appoggia all'enorme quantità di dati generata dalle piattaforme digitali per avere informazioni sulla salute della popolazione a una scala e a una risoluzione che l'epidemiologia tradizionale, se vogliamo, con la trafila di raccolta dati che passa dai medici e via via attraverso le autorità sanitarie che centralizzano l'informazione, semplicemente non può raggiungere. Quindi è sostanzialmente diciamo, lo stesso identico lavoro dell'epidemiologo del passato, però fatto con strumenti nuovi in termini di dati e di piattaforme digitali. Quindi non abbiamo inventato nulla di nuovo, ma semplicemente è come se avessimo messo un amplificatore al lavoro dell'epidemiologo che in questo modo, grazie a queste sorgenti non generate per fini sanitari, ma che invece possono essere importantissime per fini sanitari, semplicemente aprono delle strade che fino a 10 anni fa erano impensate. L'epidemiologia digitale ha più o meno una decina di anni. Il primissimo esempio, se vogliamo, è Google Flu Trends, una piattaforma per tracciare l'influenza inventata dal braccio filantropico di Google, google.org, che ha mostrato già nel 2009 come, andando a guardare i volumi delle ricerche sul motore di ricerca di Google di parole legate ai sintomi influenzali, si poteva tracciare molto da vicino la curva influenzale negli Stati Uniti, secondo quanto rilevato dal Centers for Disease Control, che è, diciamo, l'autorità sanitaria statunitense. Quindi dati, piattaforme digitali e individui che generano informazioni. Quindi anche un ruolo importantissimo per quelli che sono i cittadini che magari nell'epidemiologia tradizionale erano meno, da un lato, responsabilizzati, dall'altro avevano meno, diciamo, possibilità di fornire direttamente un contributo disintermediato dal medico, ecco, quindi mettere le mani un po' in pasta, se vogliamo, in quello che è la raccolta dati e anche la generazione di dati. Assolutamente. Il contributo dell'individuo diventa fondamentale proprio perché la maggior parte delle persone che hanno dei sintomi non gravi non vanno dal medico, quindi ci perdiamo tutta una serie di informazioni che non vengono rilevate dalle autorità sanitarie. Ed è proprio questo gap che noi abbiamo cercato di coprire con quella che chiamiamo sorveglianza partecipativa e sostanzialmente si rivolge all'individuo, al volontario che tramite una piattaforma digitale web può riportare i propri sintomi direttamente all'autorità sanitaria senza dover passare dal medico sentinella, ed è su questo paradigma che il nostro lavoro tramite la rete di piattaforme web che lei ha citato, che si chiama InfluenzaNet, si basa. Sono 10 piattaforme in 10 rispettivi paesi europei, direttamente gestite dalle autorità sanitarie nazionali, che si basano sulla partecipazione volontaria di decine di migliaia di individui residenti in ciascun paese che ogni settimana durante la stagione influenzale riportano il proprio stato di salute anche quando sono sani, perché è importante sapere anche la base, se vogliamo, sulla quale andare a contare quanti casi di influenza osserviamo ogni settimana. Potete immaginare quanto importante si è rivelato questo approccio durante il Covid, quando le autorità sanitarie locali si sono ritrovate completamente intasati da persone che volevano avere informazione rispetto ai propri sintomi, avere una connessione digitale direttamente dal territorio all'autorità centrale sanitaria si è rivelato veramente cruciale per poter monitorare la circolazione di sintomi anche insoliti, come avrete sentito parlare della perdita di gusto e della perdita di olfatto, che hanno iniziato a contraddistinguere i pazienti di Covid, che sono stati prontamente rilevati da queste piattaforme che pescano direttamente dai volontari tra la popolazione generale. Sì, quindi un progetto importantissimo a cui ovviamente invitiamo anche gli ascoltatori a partecipare, proprio perché ovviamente anche in questa contingenza si tratta di un altro bacino, di un'altra fonte di dati che ovviamente ci perderemmo se noi non partecipassimo ad eventi di questo tipo. Io proverei a tornare quindi al professor Vineis e riprendere un po' dove abbiamo lasciato. Quindi abbiamo visto, lei cominciava a raccontarci del fatto che questa salute globale non vuol dire solo salute internazionale
generale di tutto il mondo, ma vuol dire salute di nuovo tipo, una salute collegata un po' a quello che è anche il mondo globalizzato, con gli stili di vita che abbiamo oggi e tutti i grandi cambiamenti che sono avvenuti, diciamo, in epoca recente, corretto? Mi sentite? Sì? No, credo che la linea sia... La vediamo, ecco, adesso la vedo in movimento, ma la sentiamo. Mi sa che l'abbiamo persa nuovamente. Allora, io nel frattempo approfitto per fare un'altra domanda, quindi alla professoressa Paolotti. Visto che ci siamo e visto che probabilmente il collegamento più immediato che il pubblico fa con, diciamo, sentendo parlare di epidemiologia digitale è questa app Immuni, che differenza c'è tra l'app Immuni e il suo progetto e soprattutto che cosa ne pensa un po' di questa molto chiacchierata app Immuni? non so se... La sentiamo ancora in maniera un po' frammentaria. Vado avanti. Prego, dottoressa. Forse lasciare perché è troppo debole la linea. Ci dispiace, Sì. ma adesso in realtà la sentiamo abbastanza. Vuole provare a raccontarci qualcosa? Mi sa che ha lasciato, non lo vedo più. Per cui intanto procediamo Bene, con la allora andiamo dottoressa. avanti. Ma diciamo la fondamentale differenza è l'approccio su base volontaria. Sicuramente, come ho menzionato, l'epidemiologia ha al cuore pulsante la ricerca del dato e sostanzialmente il dato è in qualche modo la prima linea di difesa nei confronti della malattia. Noi in qualche modo ci troviamo in una situazione che non era molto diversa da quella dei londinesi nell'era vittoriana, quando si trovavano di fronte all'epidemia di colera, perché siamo di fronte a una malattia per cui non abbiamo un vaccino, non abbiamo diciamo, trattamenti o cure che ne possano, che possano portare alla guarigione. La nostra protezione principale sono appunto i dati e la raccolta di più informazioni possibile. Ed è su questo che entrambi gli approcci, InfluenzaNet e Immuni, si basano. Di fronte a una malattia di cui non conosciamo assolutamente niente, non sappiamo quanto questa sia pervasiva all'interno della popolazione, diventa importantissimo tracciare i contatti fra gli individui, perché i contatti sono anche il vettore attraverso cui si trasmette un virus. Quindi l'app Immuni nasce proprio dall'esigenza di migliorare il tracciamento dei contatti come substrato su cui il virus potenzialmente si può trasmettere, che di solito viene fatto a mano, e si possono usare appunto delle tecnologie molto nuove che permettono di fare questi tracciamenti in modo come dire non manuale. La cosa positiva di Immuni è che è stato sviluppato in un modo che è totalmente privacy preserving. Le informazioni su a chi si è stati esposti in termini di contatti rimangono sui dispositivi di chi ha installato l'app e non c'è nessuna, se vogliamo, accentramento di informazione, ma si riesce in qualche modo a sapere se si è stati esposti a qualcuno positivo, e di nuovo il report alle autorità sanitarie è su base volontaria. InfluenzaNet è invece uno strumento di monitoraggio dei sintomi, si basa sul fatto che le persone riportano tramite dei questionari i sintomi o il fatto che invece stanno bene direttamente alla piattaforma digitale, e lo fanno in modo attivo, in modo totalmente volontario. InfluenzaNet non ha bisogno di tracciare i contatti, se vogliamo, perché è nato come un sistema di monitoraggio dell'influenza. Noi sappiamo che l'influenza è una malattia ricorrente, molto pervasiva, quindi non andiamo a tracciare i singoli contatti, ma ci interessa sapere quante persone nella popolazione hanno i sintomi. Per il Covid la faccenda è diversa e quindi accoppiare questa ricerca di informazioni sia sui sintomi con base volontaria di InfluenzaNet, sia sui contatti per poter tracciare direttamente la propagazione della malattia da un individuo all'altro, rende le autorità sanitarie molto più preparate e molto più
robuste di fronte a successive ondate di malattia o anche eventualmente nuove epidemie che speriamo invece non insorgano. Quello che invece accomuna i due approcci è la base volontaria. Se io su Immuni vengo a sapere di essere stata esposta a qualcuno di positivo, posso decidere se notificare le autorità sanitarie oppure no, così come su InfluenzaNet posso decidere se riportare i sintomi oppure no. In ogni caso l'approccio che in qualche modo rimette la persona, l'individuo al centro della sanità, se vogliamo, è la cosa più importante ed è in qualche modo, io lo vedo come un rinascimento dell'epidemiologia, rimettere l'uomo in grado di poter generare delle sorgenti di dati sulle quali le autorità sanitarie si possono appoggiare in modo totalmente volontario e totalmente consapevole del fatto che appunto sono i singoli individui che sono depositari di talmente tante informazioni così importanti che impattano tutta la popolazione. Bene. Quindi ancora una volta un accento, diciamo, all'importanza della responsabilizzazione dall'altro e dall'altro dell'inclusività, diciamo, verso il cittadino, che fa un po', diciamo, rende uno di quei pezzetti di come sarà la salute che verrà, che era un po' il tema dell'incontro di oggi. Io penso di dover tornare la parola a Vittorio Bo, perché mi sa che il tempo è tiranno e ahimè diciamo è già scaduto il nostro tempo a disposizione. Io ringrazio davvero la professoressa Daniela Paolotti per il tempo che ci ha dedicato. Mi dispiace purtroppo per il collegamento con il professor Vineis che non ci ha concesso di chiacchierare anche con lui. Vi ringrazio tutti quanti per l'attenzione e ringrazio National Geographic per questa bellissima occasione insieme. Ricordo che avremo la possibilità di sentire Paolo Vineis al festival direttamente dal vivo quando apriremo le porte fisicamente dal 23 al 29 di novembre, quindi è solo un appuntamento rimandato e i suoi interessantissimi lavori saranno, oltre che essere resi disponibili da un punto di vista della pubblicistica, anche ascoltabili quando saremo dal vivo al Festival delle Scienze in Auditorium Parco della Musica. Grazie mille a Paola, grazie mille a Agnese, grazie mille ovviamente a Paolo che non ha potuto partecipare.